Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto sport che contiene una specifica norma a tutela degli arbitri. I direttori di gara sono stati anche nella provincia di Padova protagonisti, loro malgrado, di violenze fisiche e verbali da parte di tifosi e atleti intolleranti. I dati in Veneto sono preoccupanti. L'anno scorso le aggressioni ai danni delle giacchette nere sono state 26, il doppio rispetto all'anno precedente. Calci, sberle e spintoni che hanno portato il governo a varare norme più severe, equiparando di fatto gli arbitri agli agenti di polizia giudiziaria e agli altri ufficiali di pubblica sicurezza, come è successo per decreto a medici e sanitari negli scorsi mesi. Tra i relatori di questo decreto anche il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. Da oggi chi aggredisce un arbitro potrà finire in carcere. Grazie al decreto sport approvato dal governo e voluto fortemente dalla Lega, finalmente i direttori di gara saranno tutelati, così come abbiamo fatto per i medici, per gli insegnanti, per le forze dell'ordine. Ora abbiamo detto basta alla violenza in campo, basta alle minacce, basta alle risse.